C'è voglia di armonia e benessere per lo spirito, nonostante la crisi, nonostante le proteste, nonostante il presente non piace a molti e il futuro per moltissimi sia incerto. Il Natale resta una data che invita alla serenità, può fare in modo che, seppur per una parentesi limitata, si possa respirare ed essere pervasi da essa. E la musica, quella classica in particolare, ha sempre avuto una funzione lenitiva, balsamica, ha il potere di sedurre con le note che si orchestrano una dopo l'altra, di portare la quiete in mezzo alla tempesta. E così un concerto dei solisti veneti, l'ensemble diretto dal maestro Claudio Scimone, per una sera riesce ad offrire una divagazione del pensiero, dell'anima, verso orizzonti di speranza e pace. Una dimensione amplificata dallo speciale palcoscenico in cui si sono esibiti gli orchestrali nelle sale di un capolavoro dell'architettura settecentesca, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore nel Vicentino, una delle tantissime dimore storiche che compongono quel patrimonio artistico e culturale che sono le ville venete. Mi piace ricordare che gran parte della grande musica veneta, tanto per citare un esempio, le stagioni di Vivaldi, le famose stagioni, è nata in villa. La musica veneta, gran parte di questa grande musica veneta, le ville venete, questa straordinaria sinfonia di architettura stupenda, di colori, di pittura meravigliosa in cui hanno operato il più grande architetto Palladio con tutti gli altri e i più grandi pittori da Veronese a Tiepolo a Zelotti e agli scultori come Vittoria, sono un patrimonio artistico unico che il Veneto deve continuamente cercare di promuovere, perché per l'Italia di fronte al mondo rappresentano uno degli spettacoli più straordinari. Quindi siamo molto grati all'Istituto delle Ville Venete che questa sera ha organizzato un concerto in una delle più belle, la Villa Cordellina a Montecchio Maggiore vicino a Vicenza, che io segnalo ai musicisti e agli appassionati d'arte e ai turisti di tutto il mondo come un luogo da visitare e da coltivare e in cui fare musica. Una villa di ispirazione dichiaratamente palladiana, progettata dal veneziano Giorgio Massari con la collaborazione di Francesco Muttoni. La mano di Giambattista Tiepolo poi ha contribuito alla decorazione del salone principale con un ciclo di affreschi ispirati ai fasti di Scipione l'Africano. Il repertorio del concerto è stato caratterizzato da note festose per archi, mandolino e tromba, dal Carnevale di Venezia allo Stille Nacht di Arban. A nome del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale delle Ville Venete, con la provincia di Vicenza che ci ha messo a disposizione questa stupenda villa e con i solisti veneti coadiuvati dal maestro Simone, noi auguriamo a tutti voi delle liete e serene feste natalizie, augurandovi anche un prosperoso anno ricco di armonia e di serenità, simbolo delle nostre Ville Venete, patrimonio unico al mondo. Un Natale tra la musica e le ville.